Ciao a tutti! Oggi prepariamo insieme a voi le pappasine, denominati anche pavassino, pappassinas o pappasini. Queste dolci tipici della Sardegna sono realizzate a base di mandorle, noci e uva sultanina, che si preparano tradizionalmente in occasione della festa di Ognissanti. Il termine Pappassini deriva dalla parola papazza, che in dialetto sardo significa uva passa. Ingredienti per la pasta: farina, mandorle tritate, noci tritate, uva passa, zucchero, burro, uova intere, un tuorlo, scorza di limone e scorza d'arancia, semi di finocchio, pizzico di sale e pizzico di bicarbonato. Per la glassa: zucchero a velo, albume d'uova, succo di limone, confettini colorati. Iniziamo a fare i pappasini. Per prima cosa mettiamo le uvetta in amaro nell'acqua per 10 minuti a mezz'ora. Poi tritare grossolanamente le noci e le mandorle. Mescoliamo i solidi. Mettiamo la farina in una ciotola, un pizzico di sale e bicarbonato, mescoliamo. Mettiamo scorza di limone e scorza d'arancia. Scorza d'arancia. Semi di finocchio. Puoi vedere le semi. Rimiscoliamo. Rimiscoliamo bene, aggiungiamo lo zucchero, quindi finiamo con le mandorle, le noci tritate. Mescoliamo, aggiungo il burro, uniamo anche l'uovo, un tuorlo, per ultimo incorporate l'uvetta ammorbidita e impastiamo velocemente con le mani fino a ottenere un panetto omogeneo. Un po' di farina, impastiamo.
lo avvolgiamo in una carta da forno e lo portiamo in frigorifero per mezza ora a un'ora. Tiriamo fuori l'impasto dal frigorifero e lo stendiamo con il mattarello fino a uno spessore di 1 centimetro. Li tagliamo obliquamente per formare i rombi. Trasferiamo su una teglia rivestita con carta forno. Inforniamo in forno statico preriscaldato a 170 gradi per 15 minuti. Per la glassa staviamo l'albume e aggiungiamo poco alla volta lo zucchero a velo. Aggiungiamo il succo di limone e poi lo zucchero. Lasciamo raffreddare e poi mettiamo uno strato di glassa. Nell'ultima parte mettiamo zuccherini colorati.